Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. In apertura un fatto di sangue avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Randazzo, nel Catanese. Un anziano ha tentato di uccidere un uomo con alcuni colpi di pistola per poi togliersi la vita. È seguita l'autopsia sul corpo di Domenica Sammatrice, la donna morta dopo un intervento chirurgico a Catania. Nel mirino delle autorità le complicanze che hanno portato al decesso della donna durante il ricovero. Hanno protestato a gran voce per dire no alla chiusura del reparto di cardiochirurgia pediatrica nell'ospedale San Vincenzo di Taormina. I genitori dei piccoli in cura nel nosocomio messinese chiedono una deroga al decreto Balduzzi. Adesso lo sport, si è conclusa la partita del Catania contro il Turris con 2-1 per la squadra etnea. Oltre 16.000 gli spettatori presenti allo stadio Angelo Massimino. In conclusione il meteo, nella giornata di domani si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, stabili le temperature. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento lunedì, arrivederci.